Rieccoci qui, seconda parte di trasmissione in cui voltiamo pagina, ma appunto ci siamo occupati fino a poco fa di studenti, di ragazzi molto giovani che stanno lottando un po' per capire anche che lavoro scegliere. Rachele ci ha spiegato anche la questione dell'alternanza scuola-lavoro, ora ci occupiamo di chi un lavoro ce l'ha. E spesso poi deve pensare anche alla propria salute, alla salute poi della famiglia che via via si forma, e lo facciamo con Jimmy Trabucco, direttore di Sani in Veneto, che è una realtà di che tipo? Sì, buongiorno. Sani in Veneto è una realtà che nasce da una volontà delle nostre parti costituenti di creare un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Un parolone l'abbiamo sintetizzato poi in Sani in Veneto, che riflette la denominazione corretta Sanità Integrativa Veneto, proprio per dare concretezza ai nostri servizi. Cos'è un fondo di assistenza sanitaria integrativa? Un fondo di assistenza sanitaria integrativa è una realtà riconosciuta e controllata dal Ministero della Salute che nasce dalle parti costituenti con l'obiettivo di aiutare... Le parti costituenti, scusi, la blocco subito, intende che cosa? Così cerchiamo anche di essere... Sì, le parti costituenti rappresentano le associazioni che hanno deciso di dare vita a questo fondo. Nel nostro caso parliamo delle associazioni datoriali e sindacali del Veneto, nel senso che le associazioni datoriali e sindacali del mondo artigiano, Confartigianato, CNA, Casartigiani, CGIL e CISUIL del Veneto, hanno scelto di creare un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Il contratto collettivo nazionale ha previsto il diritto delle prestazioni sanitarie per il lavoratore. La bilateralità veneta, che già aveva realtà di rilievo che operano più di 25 anni come l'EBAV, come COBIS, come Fondo Artigianato, ha deciso di creare un proprio fondo di assistenza sanitaria integrativa Veneto, realizzato sulle dimensioni della sanità veneta che noi abbiamo preso a riferimento. E questo, diciamo, perché lei sottolineava Veneto, no? Diciamo, qual è la differenza, qual è, diciamo, immagino dal vostro punto di vista, la marcia in più di questo fondo integrativo? Che cosa hanno di più i lavoratori che vi aderiscono? Sì, abbiamo degli vantaggi di contesto. Diciamo che la sanità, anzi la bilateralità in Veneto esiste da più di 25 anni, con le realtà di rilievo che ho appena descritto, e quindi c'è una comunità composta dalle varie aziende aderenti e lavoratori artigiani. Il mondo dell'artigianato è quello che ha forse la più forte vicinanza tra il datore di lavoro e il lavoratore vero e proprio, perché appunto c'è una manualità, un'arte che esercitano ogni giorno nella loro professione. A questa comunità consolidata, abituata a dei servizi comunque costruiti sulle esigenze dell'artigiano, si è inserita poi Sani in Veneto, che sfruttando un'agevolazione fiscale che ha previsto il TUIR, il famoso le discussioni sul welfare, sostanzialmente si è inserito la possibilità di un fondo regionale anziché nazionale di disegnare i propri servizi e le proprie tutele, che sono integrative a quelle del Servizio Sanitario Nazionale, sulle dimensioni della sanità veneta. Quindi facendo proprio un esempio, no? Sì. Un artigiano che aderisse a Sani in Veneto, quindi in realtà diciamo con questo appeal diciamo più regionale, piuttosto che un altro, che cosa ha in più, cioè a cosa può accedere? Noi abbiamo l'obiettivo di erogare prestazioni sanitarie e di supportare appunto queste situazioni di difficoltà. In questo ogni iscritto, e comunque abbiamo anche una massa critica tale da giustificare delle economie che raggiungiamo, anche dei ragionamenti che facciamo sulle ipotesi di sviluppo del fondo. Noi abbiamo quasi 120.000 iscritti a luglio dell'anno scorso, come è arrivata la giornata, sulla platea artigiana, che comunque è considerevole. Sono 135.000 solo i lavoratori artigiani. Noi abbiamo delle tutele principali per il lavoratore artigiano, qui si sono aggiunte anche delle tutele per i familiari, Sani in Famiglia da aprile, ma anche ragioneremo per le attivazioni sull'imprenditore. Questi artigiani hanno la possibilità di avere da una parte delle tariffe scontate di accesso se scelgono la strada dei convenzionamenti, che abbiamo già attivi più di 6.000 strutture in Veneto, ma dall'altra un aiuto principalmente economico, una quota fissa che noi abbiamo conteggiato sulla base di quanto costa la sanità in Veneto, che viene erogata sotto forma di contributo. Ad esempio, per ogni sanità, per ogni visita specialistica, il nostro nomenclatore ha previsto un contributo di 45 euro che va a aiutare questa situazione di difficoltà del lavoratore artigiano, che sempre più si vede
per delle logiche anche di carattere nazionale, ridurre il contributo della sanità e quindi aumenta l'esposizione, i tecnici lo definiscono out of pocket, vuol dire sostanzialmente pagare di tasca propria, certo, assieme alle altre 1000 contingenze di questo periodo. Beh, tu immagino che lei ovviamente mi risponderà di sì a questa domanda, quindi conviene aderire, diciamo, nel rapporto tra quello che costa aderire e quello che si riceve? Sì, è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, però io mi sforzo sempre di trasmettere qualcosa che vada oltre i tecnicismi, nel senso che ormai l'assistenza sanitaria integrativa viene venduta dovunque, dalla banca, da altre compagnie assicurative, polizze varie, ed è difficile capire, e spesso c'è una logica da compagnia assicurativa, nel senso che purtroppo quando capitano determinati eventi, fattispecie, allora in quel caso si scopre che le tutele erano parziali e via dicendo. Noi l'abbiamo... Perché poi mi scusi la blocco, perché noi in realtà non leggiamo bene, cioè non ci informiamo bene, no? Spesso magari, poi la vicenda delle banche è stata l'apoteosi, nel senso di fidarsi magari. In realtà bisognerebbe essere molto più consapevoli, no? Pretendere chiarezza nel momento in cui impegniamo... Sì, ma anche là c'è modo e modo di fare l'assistenza sanitaria integrativa. Faccio un esempio, gli interventi chirurgici. Tanti fondi sbandierano la copertura dei grandi interventi chirurgici, perché? Perché statisticamente sono poco rilevanti, quindi pagano tanto in pochissimi casi, certo, e c'è possibilità che non ci sia effettivamente il rimborso. Dopodiché vincolano l'effettivo sborso, devi andare in una clinica solo convenzionata con medici solo convenzionati, una franchigia al 20% e un rimborso massimo superate determinate soglie. In questo caso il rimborso spesso sfuma, come si suol dire. Mentre noi nasciamo con comunque un forte partner assicurativo, RBM Salute, che è, con la rete convenzionata Previmedica, è una delle maggiori realtà in Italia, che ci ha permesso di disegnare comunque e venire incontro anche ai nostri esigenze, che è un'esigenza anche di semplificazione e di accesso. Noi ci siamo posti l'obiettivo di una diffusione della cultura della salute, della tutela della salute, e quindi abbiamo creato un fondo che è uno dei più diffusi, se sono più di 3.600 prestazioni sanitarie. Da quanto esiste Sani in Veneto? Tutto sommato da poco, dal 2013. Luglio 2013 siamo cresciuti con i numeri che le ho detto prima, abbiamo 200 sportelli in Veneto, 135.000 platea di riferimento, ne abbiamo 120.000, 90.000 prestazioni, nel senso che abbiamo rimborsato, aiutato la platea artigiana con 90.000 prestazioni anche sanitarie. Perché questa è una platea, come diceva lei, che è stata attraversata pesantemente anche dalla crisi, no? E spesso quando si taglia anche su servizi primari, per cui se non hai soldi magari per curarti... Questo a maggior ragione è la nostra... Noi siamo nati da poco e cerchiamo sempre più di migliorare questo target, però abbiamo appunto rilevato, e spesso anche ci ringraziano, però ci poniamo l'obiettivo appunto di migliorare e tararlo sulle esigenze concrete che dimostriamo ogni giorno. Perché la realtà che può avere un'assicurazione, noi non abbiamo un fine di lucro, certo, e il nostro obiettivo in questa fase è diffondere questo diritto dei lavoratori attraverso un versamento gratuito per il lavoro fatto dall'azienda, che ci permette anche di superare noi nell'organizzare il servizio certi limiti che avevamo anche all'inizio, perché che ci crediate o meno, ci sono delle assicurazioni sanitarie in cui io ho un dolore al petto, vado a fare un esame, una visita cardiologica e non mi viene rimborsato perché non ho già una patologia. Oppure perché non mi è venuto l'infarto sostanzialmente. Esatto, se io arrivo anche là doveva avere qualcuno che lo certificasse. Questo era molto distante dalla nostra visione, perché lavorare per un ente bilaterale vuol dire anche confrontarsi quotidianamente il nostro ente bilaterale, in quanto somma l'esperienza della parte sindacale e della parte datoriale. Vuol dire concretamente confrontarsi con gli iscritti che hanno diritto al servizio, le aziende che pagano, ma anche le nostre parti costituenti che si relazionano quotidianamente con questi soggetti, e posso sempre dire dobbiamo migliorare questo, e su questo dobbiamo essere bravi anche noi a metterci in discussione e a migliorare. Insomma, già buoni risultati nel giro di poco più di 3 anni. La parte invece che riguarda la famiglia è una novità recente, sì, no? Sani Famiglia, vista il buon riscontro di Sani in Veneto e lo sviluppo dei nostri numeri, abbiamo puntato sull'espandere le tutele anche alla famiglia e da giugno anche agli imprenditori. Questa prima attivazione si chiama Sani in Famiglia e si concentra appunto su delle prime figure che
care al nostro lavoratore principale, con cui versando una quota ulteriore, molto ridotta, comunque inferiore addirittura a quella del lavoratore principale, si ha la possibilità di avere le stesse tutele. Noi ragioniamo, la nostra forza per ora è lo stesso nomenclatore, le stesse prestazioni, le stesse garanzie che diamo sia al lavoratore che le conosce e può poi diffondere i buoni risultati di quello che ha creato. E queste sono tutele a pagamento aggiuntive che si aggiungono a quella base che noi, sempre in un'ottica solidaristica, comunque già garantiamo per i coniugi a carico e i figli fino a 2 anni. Beh, e quindi riusciamo a fare qualche esempio, non so, di una famiglia con bambini? Beh, prima mi ha chiesto se valgono queste tutele. Allora, noi abbiamo previsto, potremmo ragionare comunque sulla bontà dello strumento per tutte le ragioni che le ho detto precedentemente, oppure potremmo anche vedere delle situazioni concrete, vedere i vari contributi. Noi non ci sottraiamo, anzi pensiamo che sia in questo periodo un termine di riferimento. Noi chiediamo un versamento pari a 90 euro a questo, ad esempio, per un coniuge a carico o un figlio di età superiore ai 2 anni fino a 30 anni se fiscalmente a carico, oppure in caso di invalidità arriviamo anche a togliere il limite di età, che è sempre possibile appunto queste tutele. In questo caso noi chiediamo 90 euro. L'EBAV, che è uno dell'ente bilaterale degli artigiani, ha previsto un contributo proprio per la diffusione e il supporto a questi componenti conviventi del nucleo familiare, ha previsto 45 euro. Quindi si ha una quota effettiva di 45 euro. Ah, quindi l'EBAV contribuisce per sì, metà per gli praticamente. artigiani, essendo un ente di rilievo e riconoscendo la bontà della nostra azione, ha un contributo che va a ridurre significativamente il costo. Su questi 45 che restano, in realtà si possono fare 1000 contrapposizioni sulle prestazioni da noi previste, o dalla visita specialistica citata, i 45 euro che rimborsiamo, basterebbe quindi una sola visita, oppure altre iniziative, ad esempio, o altre prestazioni, tutele, ad esempio in caso abbiamo un pacchetto gratuito per la prevenzione dentistica, come abbiamo anche gli esami di laboratorio, che ogni 10 esami rimborsiamo 22 euro. Questo permette anche con un mero uso di una visita o un'analisi di laboratorio, permette già la copertura del costo sostenuto. Però noi cerchiamo sempre di promuovere l'idea di una copertura del nucleo familiare, un intervenire sempre in queste situazioni di difficoltà, permettendo anche al lavoratore di attraversare nel modo migliore questi frangenti, insomma. Bene, e chi, insomma, forse l'abbiamo detto, ma magari è meglio se lo diciamo meglio, chi può aderire, perché magari appunto se una struttura funziona, molti potrebbero essere così sì, un po'. L'adesione per San Veneto nasce da un obbligo contrattuale, nel senso che le parti datoriali e sindacali in sede di rinnovo della contrattazione regionale hanno previsto una specifico diritto alle prestazioni. Cioè se io, piccola impresa artigiana, assumo un dipendente, ho l'obbligo di pagargli anche la contribuzione a San Veneto, e il lavoratore ha diritto a quelle prestazioni sanitarie. San Veneto fa parte di quel welfare integrativo regionale che abbiamo citato anche prima, costituito in realtà da un insieme di enti che offrono questi servizi. È una realtà a sé stante semplicemente perché c'è un'agevolazione. Le quote versate per questo fine di assistenza sanitaria integrativa sono anche deducibili dal reddito del lavoratore principale, come lo è anche per chi volesse sottoscrivere Sani Famiglia. Nello specifico parliamo quindi dei nostri 120.000 aderenti, o tutte le nuove aziende che... Perché Sani Famiglia tra l'altro l'avete appena lanciato, per cui immagino che molti stiano decidendo adesso se aderire, sì, no? Sì, noi abbiamo previsto appunto l'attivazione da aprile, e quindi ognuno dei nostri aderenti può decidere di sottoscrivere, di attivare queste nuove tutele con questo versamento a partire dal mese di aprile. E abbiamo anche scelto di diffondere il più possibile l'informazione, e quindi abbiamo previsto anche una conferenza stampa, una formazione ai vari sportellisti, che abbiamo i 200 che offrono assistenza alle tutele di San Veneto in Veneto, e invieremo ad ognuno dei nostri iscritti un dépliant dell'iniziativa, ricordando l'iscrizione, il diritto alle tutele già previste e anche la possibilità della nuova sottoscrizione. L'ultima cosa che volevo chiederle invece è l'artigiano che volesse lui aderire, ma magari è il titolare dell'impresa,
quindi non è dipendente, lo può fare in un altro modo o dipende appunto sempre? Da giugno lo potrà fare attraverso le nuove attivazioni che attiveremo per i datori di lavoro, anzi per gli imprenditori artigiani, non solo i datori di lavoro. Infatti questo per noi è anche un altro interessante terreno di confronto, perché parleremo non solo con i datori di lavoro che hanno dipendenti iscritti agli enti bilaterali che hanno prestazioni sia per loro che per i lavoratori, ma anche per gli imprenditori artigiani senza dipendenti, e quindi c'è la possibilità anche per loro di avere queste tutele e conoscere la nostra galassia della bilateralità. Bene, allora io ringrazio Jimmy Trabucco, direttore di Sani in Veneto, però noi continuiamo a parlare di tutela della salute da un altro punto di vista, per cui pochi minuti di pubblicità, state lì se potete.